Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal Pala Ferrarin di Breganze per la seconda giornata del massimo campionato di Serie 1 2019-2020 che vedrà contrapporsi i padroni di casa del Breganze con il Sandrigo, quindi un derby tutto vicentino questa sera. Per la seconda giornata non sarò da solo adesso come per il resto della stagione a commentare questa partita, come c'è anche Stefano Rettis, andiamo subito a salutarlo. Ciao Stefano. Buonasera a tutti gli amici sportivi e gli amanti dell'hockey, buonasera e ben collegati anche da parte mia al Pala Ferrarin di Breganze. Questa sera c'è il primo derby stagionale, caro Ivo, che vede contrapposte due formazioni che veramente quest'anno sono l'incognita di questo campionato, un Breganze completamente rinnovato mentre un Sandrigo che si è rafforzato ha bisogno. Staremo a vedere questa sera due formazioni che comunque sono partite in prima giornata, una sconfitta di misura per Breganze, mentre il Sandrigo anche lui caduto contro il Lodi, sebbene la partita non sia ancora stata omologata. Staremo a vedere questa sera cosa avranno da offrire queste due formazioni. Aspettando quindi lo starting five che verrà schierato dai rispettivi allenatori, andiamo a leggere invece i roster delle rispettive squadre, partendo ovviamente dagli ospiti del Sandrigo che potranno schierare con il 18 Mauro Del Monte, con il 2 Diego Nicoletti, con il 17 Stefano Campagnolo, con il 4 Alberto Pozzato, con il 6 Marco Poletto, con l'11 Marc Vasquez, con il 54 Claudio Cacao, con il 9 Andrea Contro, con il 19 Alex Menina, con il 13 il secondo portiere che è Cristian Gasparotto, l'allenatore ovviamente il signor Francesco Marchesini. Risponde invece Diego Mir con Francisco Veludo con il 32, con il 4 Pietro Battaglin, con il 14 Eloy Michans, con il 2 Samuel Amato, con il 58 Andrea Scuccato, con il 9 Nicola Rettis, con il 3 Andrea Dalla Valle, con il 99 Silvio Costenaro, con il 21 Gerard Texido, il capitano, quindi con il 26 Marco Zanfi. Arbitrano i signori Andrisani Giovanni e Cristiano Parolin. Arbitro ausiliario invece il signor Luigi Luna. Si parte dunque con Sandrigo subito in possesso di palla. Lo starting five scelto da mister Marchesini è quello con Vasquez, Nicoletti, Stefano Campagnolo, Cacao e in porta Dal Monte, mentre Breganze schiera Michans, Texido, il giovane Dalla Valle con Samuel Amato, in porta Francisco Veludo. Ancora a manovrare il Sandrigo adesso con Stefano Campagnolo che passa in mezzo all'indirizzo di Cacao, ma risponde il Breganze adesso con Texido che perde subito palla con subito Cacao. Alti ritmi qui al Pala Ferrarina, un tiro adesso di Cacao ben parato da Veludo. Dall'altra parte il tiro e la zampata di Mauro Dal Monte, il tiro era stato di proprio Dalla Valle in pista, come anche l'abbiamo già visto in Supercoppa. Grande fiducia ad Andrea Dalla Valle da parte di Diego Mir. Stefano. Dalla Valle che ha avuto subito un bel inizio di stagione anche con gli amichevoli pre-campionato, ha subito dimostrato, come anche il giovane Borgo hanno dimostrato di che pasta sono fatti e sicuramente meritano un posto in questa squadra. Adesso Dalla Valle che aveva effettuato un bel tiro, ancora lui in mezzo all'area, prima aveva fatto suonare il palo e adesso risponde Dal Monte che sventa il pericolo, va a recuperare palla all'angolo Nicoletti per la ripartenza del Sandrigo. Sandrigo che ci riprova in avanti, prova ad andare lungo balaustra con Cacao che però è marcato da Amato, preferisce passarla a Vasquez. È arrivato nuovo questo giocatore alla corte proprio di Francesco Marchesini, ne parlano un gran bene, sicuramente un giocatore da scoprire con Nicoletti. Intanto dietro porta, difesa da Veludo, Nicoletti cerca di girarsi, il passaggio che non filtra però per Cacao. Breganze in contropiede con Michans, tiro di Michans però trova il pattino proprio di Vasquez, pallina che comunque rimane nelle stecche dei rossoneri. Ancora con Michans, un po' il metronomo di questa formazione di Diego Mir. Dalla distanza intanto la sassata ancora di Amato. Abbiamo visto che comunque il Breganze in questi primi minuti, Stefano, predilige di più forse il tiro dalla distanza, mentre il Sandrigo cerca più la manovra costruita. Sì, Breganze che ha visto anche nella partita la prima di campionato contro Scandiano che qualche tiro da fuori comunque lo può anche premiare.
e quindi sta tentando contro questo Sandrigo anche la soluzione del tiro da fuori. Intanto il gioco è ricominciato dopo lo stop, sembrava che la pallina avesse colpito Nicoletti, è rimasto un attimo a terra ma fortunatamente per lui nulla di grave. Si può ripartire con Breganze a giocare sulla metà campo con Micians che si accentra. Micians, il passaggio, mezzo tiro di Micians all'indirizzo di Dalla Valle, adesso recupera Nicoletti per la ripartenza del Sandrigo. Nicoletti sulla destra mette lì la pallina in mezzo, pronto Veludo, adesso si riparte contropiede del Breganze. Micians sulla sinistra mette pallina in mezzo per Texido e c'è la pallina dentro, pallina forse deviata da un giocatore del Sandrigo. E arriva l'1-0 delle Breganze al terzo minuto, con la rete al momento la diamo a Capitan Gerard Texido. Poi vedremo se effettivamente è stata deviata o meno questa pallina e comunque bisogna sottolineare che la partita è cominciata subito su altissimi ritmi. Questa sera bisogna dire che abbiamo alla presenza due tifoserie assolutamente scatenate, sia quella del Sandrigo che quella del Breganze. Non smettono un secondo di incitare i propri beniamini, un gran bel colpo d'occhio per l'hockey. Ma due tifoserie che io le reputo le due migliori d'Italia come attaccamento alla squadra, ma soprattutto anche come sportività. Intanto si ricomincia a giocare, adesso Texido a far girare la palla, giro palla a 3 per Breganze con Micians a giocare sulla sinistra verso Amato, ancora Micians all'angolo sinistro. Micians su Nicoletti che riesce a portargli via pallina, adesso Nicoletti contro Amato, parte Nicoletti sulla destra, il passaggio in mezzo, c'è una deviazione di Cacau, se la vede brutta il Breganze. Può ripartire adesso con tutta calma con Samuel Amato. Samuel Amato per il Breganze, prova a portare in avanti i suoi, ovviamente adesso Breganze che gioca facile sul risultato dell'1-0, cercherà indubbiamente di non andare a forzare l'azione offensiva. Dall'altra parte vedremo come reagirà la squadra di Marchesini per andare a recuperare appunto il risultato. Ovviamente partita appena iniziata, 20 minuti e 52 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Micians in possesso di pallina, dietro per Gerard Texido. I due catalani sono un po' il perno di tutta la squadra di Diego Mir, ben coadiuvata poi anche dai tantissimi giovani. Gli innesti, lo stesso Dalla Valle questa sera ne sta dando una grande prova, grande fiducia come si diceva da parte di Diego Mira anche a questo giovane Samuel Amato. Indubbiamente noi lo scopriamo adesso, ma poi anche giocatori di talento come Scuccato, come Retis, sicuramente pronti ad entrare in pista. Attenzione intanto Dalla Valle, carica Dalla Valle, sta affilata fuori alla destra della porta, difesa proprio da Mauro Dal Monte. Nicoletti, prova Nicoletti in solitaria dietro per Cacau, il tiro debole, può ripartire il Breganze. Attenzione al contropiede, 2 contro 1, se la giocano, non riesce però il passaggio di ritorno proprio di Dalla Valle. Vasquez in avanti, Nicoletti, tutto solo Nicoletti, occasionissima adesso per il Sandrigo, non si può respirare veramente un minuto in questa partita. Partita ricca di emozioni, contropiede uno dietro l'altro. Adesso c'è stata la grande occasione del Sandrigo con Nicoletti a tu per tu contro Veludo, però la mette fuori Nicoletti. Adesso pallina che è finita fuori, si ricomincia dalla metà campo del Breganze. Intanto il gol di prima è assegnato a Micians, viene assegnato a Micians il primo gol della partita. Micians che è in possesso adesso della pallina, la mette lì in mezzo per Samuel Amato. La va a recuperare Nicoletti che adesso se la vede a tu per tu con Amato, bloccato poi da Stefano Campagnolo. La pallina però troppo lunga di Nicoletti verso Cacau, la va a riconquistare il giovane Andrea Dalla Valle. Texido per Micians, gira la metà campo Micians, torna indietro, il passaggio per Samuel Amato, lo scambio ancora tra Amato e Micians. Adesso Texido, il capitano, scambio con Dalla Valle. Amato fuori per Micians sulla sinistra, indietro il catalano verso Amato, nuovamente Texido, 14 secondi per andare al tiro. Texido, serie di finte, il tiro Texido fermato da Stefano Campagnolo, pallina però ancora del Breganze. Samuel Amato va a recuperare nella sua metapista, dall'altra parte il tiro di Texido abbondantemente largo alla destra della porta di Dal Monte.
il Sandrigo che prova a ritornare in avanti con Campagnolo, ritorna sui suoi passi però perché già si posiziona la difesa del Breganze, che per il momento sta tenendo una linea molto alta per evitare appunto incursioni da parte dei giocatori del Sandrigo. Finta adesso il tiro Nicoletti, sempre al centro dell'area, invece proprio Cacau. Attenzione perché arriva la rete di Vasquez per l'1-1. Pallina che viene data lì proprio da Cacau e Vasquez trafigge alla destra Veludo per l'1-1 al 6° minuto. Gol di Vasquez, bellissimo l'assist per il giocatore del Sandrigo che mette lì pallina dentro, va a pareggiare i conti quando mancano 18 minuti e 2 secondi al termine del primo tempo. Intanto c'è il cambio proprio di Vasquez che va a ricevere i complimenti dei propri compagni di squadra. Entra al suo posto Alberto Pozzato. Tanto pallina al centro dove si portano Amato e Dalla Valle. Pozzato quindi entra in pista subito, inizia la girandola dei cambi da parte di mister Marchesini, che ha sicuramente tra le sue file gente come Pozzato e Poletto che possono assolutamente dire la sua in questa partita, giovani che stanno crescendo per ovviamente la felicità dell'hockey pista, per la felicità dell'hockey pista soprattutto italiano. Adesso Amato prova il tiro, viene però fermato da Nicoletti, il tiro di Nicoletti e poi ci mette una pezza Veludo, ma Nicoletti pericolosissimo, indubbiamente Nicoletti il più importante finora che abbiamo visto qui in pista per quanto riguarda il Sandrigo e il più pericoloso. Esattamente, pericoloso anche in questa occasione Nicoletti, forse era partito con un'azione scorretta, il bastone alto, comunque tutto regolare per gli arbitri. Nicoletti che arriva al tiro pericoloso, poi il doppio intervento di Veludo va a annullare questo tentativo del Sandrigo. Adesso entra anche Andrea Scuccato per il Breganze, c'è il tentativo di tiro da parte di Texido, nulla da fare, pallina respinta dalla difesa bianco-azzurra. Si riparte dalla propria metacampo con Breganze in possesso. Va subito a forzare la mano Diego Mir con Scuccato per andare a cercare di riprendersi per andare a cercare di riportare in vantaggio Breganze e se non sbaglio è entrato anche Retis che esordisce quindi anche qui al Pala Ferrarina con la maglia rossonera. Subito un doppio cambio, come lo valuti Stefano? Ma sicuramente cerca anche Mir di dare il giro ai propri giocatori, di mescolare un po' le carte in gioco. Un Breganze comunque che da quello che ho visto sia nelle partite di precampionato sia anche nella finale del Supercoppa italiana ha il pregio di non soffrire di questi cambi. Un Breganze che nonostante faccia giocare e ruotare tutti i giocatori non risente di cali fisici. Questo è importante per una squadra e per un allenatore. Si prova ancora in avanti però Sandrigo, più pericoloso in questa parte di partita. 16 minuti e 17 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 qui il risultato a Palla Ferrarina grazie alle reti al terzo minuto di Michans, il pareggio al sesto di Vasquez con Breganze che è ancora in possesso di pallina. Ci prova con Scuccato, Michans ancora per Retis che chiede appoggio e Michans ritorna, scusatemi, Texido ritorna in possesso di pallina. Texido, tiro di Texido centrale troppo defilato, nessun problema, attenzione al contropiede, 2 contro 1, tutto solo Cacau e Veludo ci mette ancora una volta una pezza, ma che disattenzione da dietro, che ripartenza. C'è intanto il blu per Cacau, Retti sarà riuscito a portargli via pallina nella ripartenza. Da qui non riusciamo a vedere, forse c'è stato l'aggancio di Cacau nei confronti di Nicola Rettis. Adesso c'è la possibilità per Gerard Texido, il capitano, di riportare in vantaggio Breganze. Quindi ci sarà questo tiro, questa punizione di prima a favore del Breganze. Mancano 15 minuti e 44 secondi. Quindi Texido contro Dal Monte per questa punizione di prima a 15 minuti e 44 secondi alla fine del primo tempo. Texido si
posiziona pallina mentre deve ancora mettersi in gabbia Dal Monte. Gli altri giocatori aspettano nell'altra area, i due arbitri controllano sia la posizione del portiere che la posizione degli altri giocatori. Dal Monte si posiziona al centro della gabbia, l'arbitro controlla che sia tutto corretto, c'è il via, può andare Gerard Teixidó che la mette in maniera spettacolare sul set alla destra di Mauro Dal Monte per il nuovo vantaggio del Braganza. Bellissima giocata di Gerard Teixidó che la mette lì alla destra di Mauro Dal Monte, piazza la pallina proprio sotto il 7, riporta in vantaggio il Braganza. Mancano 15 minuti e 42 secondi al termine del primo tempo. Adesso pallina del Sandrigo con Campagnolo a giostrare palla al centrocampo dove trova Nicoletti, adesso in possesso sulla destra. Nicoletti gira la porta di Veludo, ancora Nicoletti, gioca all'indietro per Campagnolo, il tiro da fuori di Campagnolo, pericoloso, c'è stata la deviazione, adesso Poletto che va a disturbare Rettis, riesce ad ottenere il possesso di palla. Campagnolo, Nicoletti in mezzo, attenzione, Veludo riesce a spazzare via con Amato che pasticcia un po' il controllo di palla, la ripartenza del Sandrigo. Poletto su di lui, Scuccato, scivola Poletto, si può ripartire con Braganza. Scuccato prova a riportare in avanti il Braganza con Amato adesso lungo balaustra, la passa a fondo pista per Teixidó, cerca di accentrarsi il catalano, intanto la riceve ancora al centro della pista per le vie centrali, tutto occupato, quindi preferisce andare da Scuccato dietro porta, fa tutto il giro, ritorna però ancora dal capitano, tiro intanto di Teixidó per la deviazione di Rettis, pallina che rimane lì a mezz'aria, può essere recuperata poi facilmente dai giocatori bianco-azzurri del Sandrigo. Prova ad andare via Nicoletti che si allunga troppo, pallina rimane comunque in possesso della squadra sandricense della sfera. Nicoletti però è costretto a ritornare dal centro della pista a riformulare l'azione d'attacco. Ci prova adesso con Poletto che prova ad andare via Teixidó, prova ad allargarsi, si ritorna ancora verso Diego Nicoletti in avanti, la pallina che però viene, attenzione, recuperato un'altra volta dal Sandrigo, se ne va via, molto bene Poletto, e ancora a chiudere tutto Veludo. Però il Sandrigo insiste ancora con Campagnolo, Nicoletti, attenzione intanto, chiamato anche al time out, la prima occasione utile proprio dal Braganza, ci prova ancora dalle distanze Poletto, pallina che viene recuperata però da Samuel Amato verso Scuccato che supera la metapista, prova Scuccato in solitario, finta il tiro dentro per Gerard Teixidó, ancora Amato, Teixidó si accentra, chiama lo schema sempre con Scuccato prova a lasciare pallina verso Amato, va a posizionarsi invece al centro dell'area proprio Rettis. Scuccato in possesso, si accentra, altra finta, Amato lungo balaustra, molto bassa la difesa del Sandrigo, non lascia nessuno spazio, prova adesso un tiro centrale, attenzione però in velocità, bel gioco di gambe e la rete spettacolare di Pozzato da rivedere più di una volta, una rete incredibile per il 2-2 al 12°. Bellissima rete di Pozzato, fa tutto lui in dribbling, riesce con il passaggio della pallina sotto le proprie gambe ad arrivare lì a tu per tu con Veludo e riesce a passare sotto le gambe del portiere angolano la pallina per il 2-2 del Sandrigo. Intanto Mir aveva chiamato in precedenza il time out, un time out chiamato anche per forse la poca lucidità in questi frangenti nel possesso palla, nel riuscire a gestire la pallina. Vedremo adesso se Mir riuscirà a dare una scossa ai suoi giocatori. 2-2 il risultato al momento, a 13 minuti dalla fine del primo tempo. Andiamo a vedere anche quali sono le altre partite di questa seconda giornata, oltre ovviamente a Braganza e Sandrigo. Abbiamo Follonica Montebello che si è giocata alle ore 18, quindi Lodi Correggio, Valdagno Scandiano, Sarzana Monza, Forte dei Marmi Bassano, Viareggio Trissino. Se c'è qualche risultato, Stefano? I risultati qua segna ancora partita in corso tra Follonica e Montebello, nonostante sia iniziata alle 18, segna un 3-3
poi abbiamo Lodi Correggio 0-0, Valdagno Scandiano 1-0, Sarzana Monza 0-0, ancora ferma sullo 0-0 anche Forte dei Marmi Bassano 1-0 e ferma sullo 0-0 Viareggio Trissino. Lo abbiamo detto anche in occasione della Supercoppa, in occasione della prima giornata. Questo sicuramente, Stefano, sarà un campionato equilibratissimo, non ci sono squadre facili quest'anno. Vediamo anche il Montebello che sta andando a imporre un 3-3 in quel di Follonica. Abbiamo visto Correggio, che è una partita che sicuramente sarà da essere confermata o meno, ma un Correggio che aveva battuto Follonica, quindi sicuramente un campionato super equilibrato, proprio perché quelle di seconda fascia si sono parecchio rafforzate. Sarà un campionato da seguire, anche perché al momento c'è un nome su tutti, c'è questa incognita del Trissino che ha veramente un dream team in campo. Forse per lui l'unica penalizzazione è quella di avere rinnovato 7 giocatori su 10, pertanto l'amalgama non è ancora arrivata al 100%, però secondo me è una formazione che tra qualche settimana veramente potrà far vedere i sorci verdi alle altre formazioni. Intanto Rettis a tu per tu con Dal Monte, la mette dentro per il nuovo vantaggio del Breganze, che passa sul 3-2 a 12 minuti esatti dal termine del primo tempo. Giocata solitaria di Nicola Rettis che riesce a superare Dal Monte. Giocata solitaria di Rettis che riporta in vantaggio appena un minuto dopo il pareggio bellissimo di Pozzato. Anche questa rete di pregevole fattura, è andato via in solitaria, ha tagliato l'area, poi è riuscito a mettere pallina alle spalle di Mauro Dal Monte. Indubbiamente attenzione perché si gira in velocità Campagnolo, però il pallina che esce fuori dallo specchio della porta. Michels intanto è ritornato in pista per il Breganze con Scuccato Rettis quindi e Amato per lo starting five del Breganze. Attenzione che adesso pallina viene messa nella attenzione, che viene recuperata dal Sandrigo con Poletto, che però non riesce ad approfittarne, quindi Michels prova in avanti ancora per Scuccato, il tiro centrale. Questa volta nessun problema per Dal Monte. 11 minuti 11 secondi alla fine del primo tempo, 3-2 il risultato qui al Palaferrarin. Solo un fallo di squadra, partita correttissima e molto emozionante, con il Sandrigo che non ci sta a farsi superare dal Breganze. C'è stato un continuo botta e risposta tra le due società, a partire dall'1-0 di Eloy Michels, poi la risposta di Vasquez, il nuovo vantaggio del Breganze su punizione di prima con Teixido, il pareggio di Alberto Pozzato, e adesso pochi istanti fa il vantaggio nuovo del Breganze con Nicola Rettis, che adesso tenta di servire Samuel Amato, ma capisce tutto Nicoletti, che va a recuperare pallina. Nicoletti sulla destra, l'alza e schiaccia, va a liberare sulla linea Andrea Scuccato per il Breganze. Adesso in possesso Sandrigo. Pozzato tenta un'altra alza e schiaccia da dietro porta, ancora Pozzato, va a servire all'indietro Poletto per il tiro dalla metà campo, tira fuori però Marco Poletto, la recupera Rettis, fa ripartire i suoi sulla sinistra. Scuccato, avanza Scuccato, gioca al centro per Samuel Amato, indietro. Intanto c'è un fallo fischiato a Andrea Scuccato e nuovamente time out, questa volta chiamato da Francesco Marchesini. E quando vedi un difensore come Diego Nicoletti fare un'alza e schiaccia, capirai che sarà un campionato fantastico questo del 2019-2020. Ricordiamo che Breganze ha già giocato la finale di Supercoppa italiana con il Forte dei Marmi. L'andata era finita con un 3-3, sempre in vantaggio Breganze, poi il pareggio del Forte dei Marmi. Dall'altra parte però la partita probabilmente una delle più brutte giocate dal Breganze in questa prima parte di stagione, un 5-1 pesante del Forte dei Marmi contro il Breganze, e Forte dei Marmi che si prende la Supercoppa. Ricordiamo che comunque Forte dei Marmi, Trissino, Valdagno e Lodi sono le 4 squadre che con tutti i favori dei pronostici dovrebbero, perché vediamo che il campionato è fluido, dovrebbero giocarsi la finale. Assolutamente sì, queste sono le 4 formazioni che hai detto tu, Ivo, che si giocheranno questo campionato, ma attenzione agli altri perché gli outsider sono agguerriti, mentre tornando al Breganze, un Breganze che si è giocato
questa finale di Supercoppa se l'è giocata alla grande qui in casa, portando la squadra al pareggio. Purtroppo però per loro stessa ammissione i ragazzi sono consci di aver giocato una gara 2 in casa loro non ottimale, anzi giocata forse non con la paura, ma giocata veramente non all'altezza di questo Breganze, e quindi una finale di Supercoppa italiana che ciò nonostante meritatissima dal Forte dei Marmi, che come hai già detto quest'anno sarà una delle principali protagoniste di questo campionato. Riparte intanto ripartiamo in cronaca diretta con Pozzato adesso, però marcatissimo proprio da Michans, che riesce ad andare a prendergli il pallina. Pozzato però riesce a resistere, passa dietro verso Campagnolo, Sandrigo supera la metapista, ancora Campagnolo, tiro centrale, poi può ripartire in velocità, lo fa ancora il Catalano, tiro del Catalano proprio centrale, la palla viene murata da Mauro Dal Monte, quindi Campagnolo, non c'è un attimo di respiro. Intanto il tiro dalla distanza per la deviazione, Amato che aveva messo la stecca per poco non inganna proprio Veludo, pallina che poi si impena, esce dal rettangolo di gioco. E bisogna dire anche questo, una grande preparazione atletica, quello che sto vedendo anche, è una cosa che già si vedeva nelle amichevoli estive. Tanti allenatori hanno anticipato quella che è l'allenamento per trovare subito la quadra, soprattutto fisica, in queste prime giornate. Un Breganze che ha fatto veramente un'ottima preparazione fisica, ragazzi che sono arrivati alla vigilia della Supercoppa italiana veramente in forma. L'unica cosa che manca logicamente, come avevamo già detto prima, è forse trovare un po' di amalgama tra loro, perché anche il Breganze si è rinnovato per 8 decimi della squadra, e quindi hanno dimostrato sicuramente fin dall'inizio di avere feeling tra loro, possono soltanto che migliorare a mio avviso. Assolutamente d'accordo, un outsider tra le prime questo Breganze, come l'ha dimostrato anche appunto in le amichevoli estive. Ma torniamo in cronaca diretta con il tentativo di Gerard Teixeira dalla distanza. Poletto prova ad allargare verso Pozzato, torna sui suoi passi ancora per Poletto, alta la pressione sul portatore di palla proprio di Scuccato. Attenzione perché sono passati i 5 secondi di antigioco, quindi Teixeira dietro per Michans. Il Breganze che è tornato in possesso di pallina, finta il tiro Retis, quindi si torna ancora verso Teixeira. Retis che adesso viene sostituito proprio da Costenaro per il Breganze, con il Sandrigo che prova ancora a manovrare pallina, ancora con Pozzato, ci mette lì la pallina per la deviazione di intanto Cacao, che è rientrato in pista, non era più rientrato dopo quel cartellino blu. Adesso prova per questi ultimi 7 minuti e 59 secondi a cercare di portare il pareggio per il Sandrigo. Attenzione, Michans viene attaccato, riesce ad andare via, però non resiste poi al secondo attacco con Cacao, tiro di Cacao che rimane però lì. Si può ripartire con Scuccato, allarga ancora per Teixeira, vede Michans, non riesce però a passargli il pallina. Veramente non c'è un attimo di respiro questo derby vicentino tra Breganze e Sandrigo. Ci prova Poletto, palla alta sopra il rettangolo di gioco, e viene intanto chiamato anche il secondo time out da parte di Marchesini, allenatore del Sandrigo. E vediamo se ci sono intanto delle novità delle altre piste. Si sblocca intanto qualche risultato, tanto c'è il risultato finale della partita Follonica Montebello. L'altra nostra cugina vicentina riesce a portare a casa un punto dalla difficile pista del Follonica. La neopromossa Montebello dunque pareggia per 3-3 in casa del Follonica. La situazione tra Lodi e Correggio è sull'1-0, Valdagno in vantaggio 2-0 sullo Scandiano, poi Sarzana Monza in vantaggio Sarzana 1-0, Forte dei Marmi Bassano ancora 1-0 per Forte dei Marmi, ferma sullo 0-0 il Viareggio Trissino. Breganze che adesso può ripartire con Scuccato, centro della pista.
Michels adesso prova a superare la metapista, preferisce tornare verso il capitano, tutto chiuso, si riesce a liberare, troppo defilato, pallina che comunque rimane lì nelle stecche del Breganze con Scuccato. Michels ancora ad aprire, cerca di giocare largo la squadra di Diego Mir per cercare di aprire la difesa, trova un varco, Scuccato adesso viene spinto a balaustra proprio da Campagnolo, arriva quindi il secondo fallo di squadra del Sandrigo, uno invece quelli del era il primo fallo di squadra del Sandrigo per Sandrigo e 2 quelli del Breganze, quindi veramente siamo lontanissimi dai 10 falli necessari per battere poi la punizione di prima, quindi con Sandrigo che adesso se la gioca con Vasquez, che intanto è tornato in pista, l'autore della prima rete del Sandrigo, del momentaneo pareggio con Campagnolo. Sempre altissima la difesa, è un po' una specifica questa delle squadre di Diego Mir, sempre molto alta la difesa da andare a disturbare il portatore di palla. Stefano, molte squadre ho visto già dalla prima giornata giocare in questa maniera, pressare alto l'attaccante avversario e diciamo che è un gioco che mette veramente in difficoltà i portatori di palla. Adesso il Sandrigo in possesso palla con Campagnolo a girare palla a 3 per Sandrigo in centro area Claudio Cacau. Vasquez, lo scambio con Campagnolo e Nicoletti, ancora Vasquez a giocare sulla destra, passa dietro la porta, lascia lì la pallina per Cacau. Poi viene visto un fallo di Vasquez in centro area, quindi secondo fallo di squadra per il Sandrigo. Si riparte dalla propria metà campo con Breganze, adesso Eloy Michels in possesso di pallina, passa sulla destra dove trova Gerard Texido, lo scambio con Scuccato che aggira la porta di Del Monte, lascia lì la palla per Eloy Michels che la mette lì sul primo palo, non riesce a metterci il pattino in tempo Dal Monte. C'è il quarto gol del Breganze, veramente una grande intesa di squadra per il Breganze che ha portato Michels a segnare il quarto gol del Breganze. 5 minuti e 26 secondi al termine del primo tempo. A un certo punto Dal Monte si era girato sulla sua destra, era convinto che la pallina fosse sfilata, non si era accorto invece che ce l'aveva ancora Eloy Michels. Quando se n'è accorto ha tentato di allungare disperatamente il pattino per cercare di bloccare lo spazio tra il palo e la sua gamba, ma Michels è stato più veloce a insaccare la rete del 4-2. Adesso viene chiamato il secondo e ultimo time out di questo primo tempo proprio da Diego Mir dopo questa rete di Michels, che quindi stasera doppietta per lui. Le altre reti ricordiamole: al 10° Texido, al 13° Retis, mentre sesto minuto Vasquez, al 12° Pozzato per i momentanei 1-1 e 2-2. Una partita comunque, un primo tempo, un derby bellissimo, quello tra Breganze e Sandrigo, due squadre che non si sono risparmiate, gol spettacolari di pregevole fattura, e tra due vorrei ricordare proprio quello di Pozzato al 12° e il 13° quello di Retis, secondo me le due marcature al momento migliori. Ricordiamo anche la bellissima punizione di prima di Texido, anche quella è stata prima bellissima. di Texido che ha veramente messo la pallina lì sotto al 7, ma abbiamo visto veramente dei bei gol questa sera. Innanzitutto importantissimo, partita correttissima tra le due squadre, speriamo continui così fino alla fine, non privandoci però delle emozioni che ci hanno regalato fino adesso le due formazioni. 5 minuti e 9 secondi al termine della del primo tempo. La pallina adesso in possesso del Breganze, si è ricominciato da un fallo di squadra dato a Diego Nicoletti su Samuel Amato. Si riparte dunque con Breganze a giocare pallina, adesso Scuccato che gioca all'indietro per Samuel Amato. Texido, ancora Amato, va sulla sinistra, Amato cerca lo spazio al centro ma poi decide di passare su Scuccato indietro. Intanto c'è il contatto di forza con Vasquez che adesso va a recuperare lui stesso pallina. Vasquez va per vie centrali, Vasquez poi va sulla destra, Vasquez mette pallina in mezzo per Cacau che però viene anticipato da Amato. Amato, tutto solo Amato,
però capisce tutto Nicoletti. Bella lettura del difensore del Sandrigo che rilancia i suoi. Adesso in possesso Vasquez, indietro per Campagnolo, finta il tiro dal mezzocampo. Campagnolo va dietro la porta, ancora Campagnolo per Cacau, Cacau alza e schiaccia, va a recuperare però pallina Teixido per il rilancio del Breganze. Si prova ancora Scuccato in avanti per Braganza, allarga il tiro e la rete di Samuel Amato su suggerimento proprio di Scuccato, apre sulla sinistra Samuel Amato, infila il 5-2, qui forse non esente da colpe il portiere. La pallina non era imparabile, non c'era nessuno lì ad ostacolare la vista di Mauro Dal Monte, forse sono un po' quelle palline lì piatte che possono anche trarre in inganno il portiere, lo ha dimostrato in questo momento Amato con questo tiro al volo che va a superare Mauro Dal Monte per il 5-2 del Breganze. Si riparte con Nicoletti a giocare per Campagnolo, bellissima giocata in mezzo, la pallina che ho sentito il rumore del palo scheggiato, forse un bastone che è andato a toccare sulla porta di Francisco Veludo. Intanto fallo di squadra di Campagnolo nei confronti di Scuccato, viene chiamato a sé intanto il giocatore del Sandrigo, viene chiamato, c'è l'ammonimento verbale, warning per Nicoletti, qualche lamentela da parte del giocatore neoacquisto del Sandrigo. Adesso punizione dal limite area per il Breganze sulla pallina Teixido che toccherà per Scuccato o per Amato. Teixido tutto pronto per battere questa punizione, l'arbitro però va a controllare la posizione di Scuccato, anzi di Costenaro con Nicoletti. Vediamo che però l'arbitro viene richiamato alla panca cronometristi. Qualcosa da riferire Luigi Luna a Andrisani che ritorna nella zona di battuta di questa punizione a favore del Breganze. 3 minuti e 41 secondi alla fine del primo tempo. Sul punto di battuta ha due soluzioni, Scuccato e Amato, prova Scuccato, tiro che però incontra il corpo proprio di Diego Nicoletti che riparte in grande velocità, lungo balaustra, passa indietro verso Campagnolo, Campagnolo prova ad andare avanti, 1-2 con Nicoletti, pallina che però rimane lì e viene recuperata dal Breganze con Scuccato che suggerisce per Costenaro, non trova però il tempo giusto per battere a rete, quindi preferisce ricominciare dal centro della pista. Ha fatto bene Costenaro, non era in posizione ottimale per tirare, avrebbe rischiato di regalare una pallina al Sandrigo, quindi ha preferito ricominciare, ricostruire l'azione per Breganze. Ottima la scelta del numero 99 del Breganze. Intanto sbaglia il passaggio all'indietro Teixido, ma è pronto Veludo a cercare di sventare la pallina dalla propria metà campo, ci riesce però perde possesso il Breganze. Riparte il Sandrigo con Cacau che va a passare a Vasquez, adesso Nicoletti in possesso, disturbato da Andrea Scuccato, ancora Nicoletti, indietro per Vasquez, ancora indietro per Campagnolo, il tiro, passaggio di Campagnolo per la girata di Cacau, ancora palla al Sandrigo, 22 secondi per andare al tiro ancora a disposizione della formazione di Francesco Marchesini, il passaggio in mezzo di Nicoletti, ancora Sandrigo, palla al Sandrigo con Vasquez, quindi ci prova Cacau a girarsi in centro dell'area, pallina che viene recuperata però dalla squadra breganzese con Scuccato. Ultimi 2 minuti di gioco di questo primo tempo, 5-2 il risultato per il Breganze sul Sandrigo con Teixido, Scuccato ancora in possesso di pallina, Scuccato dietro porta di Del Monte, dietro per Amato, Amato largo per Teixido, c'è un intercetto da parte di Cacau, pallina che esce dal rettangolo di gioco e quindi dovrà essere rimessa in gioco dalla squadra rossonera che lo fa in questo momento con Amato, quindi Scuccato dietro per Amato, la staffilata di Amato, poi il tentativo di ribattuta da parte di Scuccato, pallina che rimane lì e ci sarà un ingaggio a 2
1 minuto e 27 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Pallina a 2 sulla sfera, si portano Gerard Texido e Stefano Campagnolo. Si attende il fischio di Andrisani che chiama le distanze dei giocatori. Pallina che viene vinta dal Breganze con Texido a giocare all'indietro per Amato. Lo scambio ancora con Texido. Scuccato. Si accentra Scuccato, poi gioca fuori, passaggio però poco preciso nei confronti di Texido. Si va a recuperare palla, adesso Costenaro in mezzo per Texido, la vince però Vasquez che rilancia i suoi. Nicoletti, passaggio all'indietro per Vasquez, Cacau, da dietro porta Cacau, il passaggio per Campagnolo, a centrocampo c'è Nicoletti, il tiro di Nicoletti. Sempre insidiosi i tiri del numero 2 del Sandrigo. 45 secondi. Intanto Stefano è cominciato appunto l'ultimo giro di lancette con il fallo adesso del Breganze, quarto fallo del Breganze, 4 anche i falli del Sandrigo. Pallina che dovrà essere rigiocata sulla tre quarti. Nicoletti e Campagnolo già pronti sul punto di battuta. Davanti però la difesa breganzese. Adesso viene chiesta la distanza di 3 metri, vengono fatti allontanare i giocatori. Pronto Campagnolo, tiro di Campagnolo a sorpresa e la rete. Vediamo che però non è ancora stata convalidata. Gli arbitri stanno parlando tra di loro. Quindi l'arbitro non convalida la rete di Campagnolo. Sarebbe stata una bella rete, avrebbe fatto un capolavoro Campagnolo, però rete non valida. Credo che non avesse ancora fischiato, immagino sia quello il Infatti, motivo. chiamate le distanze, bisogna attendere il fischio dell'arbitro, dunque questo dice il regolamento, a meno che non sia cambiato e mi sia perso qualcosa, però questo è il regolamento. 17 secondi ancora da giocare. Adesso Costenaro in possesso di palla, marcato altissimo dalla difesa del Sandrigo, tenta di arrivare alla fine del tempo il Breganze, però il Sandrigo riesce a conquistare. Adesso Amato a rilanciare i suoi, ultimo secondo il tiro di Costenaro e c'è la parata di Mauro Dal Monte. Termina qui intanto il primo tempo, Ivo. 5-2 il risultato dopo i primi 25 minuti di gioco, grazie alle reti. Al terzo minuto di Michans, pareggio di Vasquez al sesto minuto per l'1-1, decimo minuto Texido per il 2-1, dodicesimo Pozzato 2-2, quindi poi le reti al tredicesimo di Retis, al ventesimo di Michans, al ventiduesimo di Samuel Amato per il 5-2 momentaneo di questo primo tempo. Un secondo tempo di un derby vicentino tutto da vivere.
Ben ritrovati quindi amici appassionati di hockey pista del Pala Ferrarin, tutto pronto per questo secondo tempo del derby vicentino Breganze-Sandrigo. Il risultato dopo i primi 25 minuti di gioco vede il Breganze avanti 5-2 sul Sandrigo, partita assolutamente combattuta contro quello che può far pensare il risultato fino al 13esimo, anzi fino al 20esimo del secondo tempo. Se la sono giocata ai punti, dopodiché il guizzo di Michans e 2 minuti dopo di Amato hanno dato al vantaggio, triplice vantaggio del Breganze. Un Sandrigo che però Stefano non ha demeritato finora e sta facendo vedere comunque cose che sicuramente le fanno essere una delle squadre che sicuramente potranno dare qualche grattacapo. Assolutamente sì, Ivo, un Sandrigo che questa sera è arrivato 2 volte al gol, più volte è arrivato a tu per tu con Francisco Veludo, giocate bellissime quelle del Sandrigo, con giocatori comunque in grado di effettuare assoli veramente bellissimi. Sandrigo dotato di tecnica, di giocatori che fanno anche gol di pregevole fattura. Adesso intanto ritorniamo alla partita con il Breganze a giocare palla con Scuccato per Michans. Scuccato. Ancora lui Michens per il Breganze, dietro verso Samuel Amato, prova ad allargare il gioco i giocatori di Diego Mir con Scuccato. Prova in velocità Scuccato, Texido dietro per Amato, finta il tiro, preferisce poi andare lungo Balaustra, però Scuccato viene preso in controtempo e poi ridistendersi in avanti con Cacau che prova il taglio verso Vasquez, l'autore della prima rete del Sandrigo. Pallina che però viene intercettata, Michans tira dritto per dritto verso Del Monte che non ha difficoltà a parare. Adesso Amato, subito una grande pressione sul portatore di palla da parte dei giocatori del Sandrigo, prova adesso Scuccato a portare in avanti ad alzare il baricentro di gioco per il Breganze con Teixido dietro Amato, chiede sponda, la riceve, quindi prova ancora dietro lungo Balaustra per Michans, il tiro di Michans ancora abbassa il guantone Del Monte, nessun problema, in velocità invece si distende il Sandrigo. Attenzione perché prova di nuovo dalla stessa posizione della rete di Michans a fare la stessa cosa proprio Cacau, questa volta invece chiude tutto Veludo. Francisco Veludo non lo conosciamo ovviamente da questa stagione, anche l'anno scorso a Vercelli è un grande portiere, lo sta dimostrando anche in queste prime giornate. Ma Veludo non è una novità, Veludo lo avevamo visto già l'anno scorso, probabilmente l'uomo, uno dei uomini più importanti per Vercelli, che era riuscito nell'impresa della salvezza per il Vercelli già all'esordio in A1, e ci ha visto bene Breganze nell'accaparrarsi questo grandissimo portiere che da qui dall'inizio stagione fino adesso ha dimostrato veramente cose egregie. Torniamo alla partita con il Sandrigo ad amministrare pallina con Nicoletti che va a trovare Vasquez che guadagna qualche metro, mette la pallina lì in mezzo all'indirizzo di Cacau che oltretutto è anche un grande ex del Breganze, è stato al Breganze per un paio di stagioni. Adesso intanto Nicoletti in possesso palla, anche lui ex del Breganze. Ancora Nicoletti che va a riprendersi pallina, prova il tiro centrale, Veludo però non si fa sorprendere, quindi Scuccato lungo Balaustra, preferisce scegliere però pallina ad Amato, prova ad allargare il gioco verso Teixido, il quale chiama lo schema. Comunque ritmi elevatissimi nel primo tempo, il secondo tempo è cominciato con gli stessi ritmi e indubbiamente bisognerà capire se i giocatori riusciranno a tenere questi ritmi indiavolati fino alla fine. Sicuramente Breganze forse un po' più attendista, adesso è il Sandrigo che deve cercare di portare via palla e di segnare. Qui intanto c'era il gol di Amato, ma nettamente il fischio di Andresiani è giunto prima del tiro di Amato, dunque si ricomincerà con
la palla a favore del Sandrigo quando mancano 20 minuti e 50 secondi al termine della partita. Si riparte in questo momento Nicoletti, ultimo uomo del Sandrigo, avanza in questo momento, la passa a Cacau a giocare in mezzo per Campagnolo, ancora Cacau, la pallina in centro area per Vasquez, nulla da fare, ancora però pallina dei biancoazzurri. Vasquez si era liberato veramente molto bene Cacau, e adesso prova ancora Vasquez il tiro per la deviazione di Cacau, palla che va fuori dal rettangolo di gioco, deve essere rigiocata dai giocatori del Breganze. Già dall'altra parte Vasquez però va a commettere un fallo di squadra abbastanza evidente. Un po' troppo irruento l'intervento di Vasquez, che letteralmente ha rischiato forse qualcosa di più. Andrea Scuccato, che in questo inizio del primo tempo ha preso il posto, ricordiamo nel primo tempo il Breganze che era partito con Andrea Della Valle, invece in questo secondo tempo Diego Mir parte con il 4 power, quindi 4 uomini di punta per Breganze con Scuccato, Michans, Texido e Amato. Adesso Nicoletti in possesso di pallina, Nicoletti butta la pallina lì in mezzo, la recupera Breganze con Texido, ancora Texido, si fa portare via la pallina da Cacau, ma va ancora a disturbare Texido, nulla da fare, ancora pallina per Sandrigo. Vasquez a centrocampo, Vasquez avanza, Vasquez, la pallina lì in mezzo, nulla di difficile per Francisco Veludo che rilancia i suoi adesso con Michans. Il pertugio per Texido, il tiro dalla destra, pronto Mauro Dal Monte, ancora pallina del Breganze con Amato che parte da dietro. Amato passa pallina a Michans proprio al di là della linea di centropista. Michans, il Breganze ovviamente adesso rallentano quello che è il ritmo di gioco, il vantaggio di 3 reti è più che rassicurante per la squadra di Diego Mir, che non va a forzare i tempi, cerca di andare a fare una manovra più ragionata rispetto a quella che è stata il primo tempo, un primo tempo, ricordiamolo, veramente forsennato tra Breganze e Sandrigo. Adesso Campagnolo per un attimo riesce a intercettare pallina a Texido prova il taglio, intercettato però a sua volta proprio da Diego Nicoletti. Vasquez prova ad andare a fare tutto da solo, però cerchiato da 3, perde pallina. Michans per vie centrali, Michans, il palo del catalano, però la pallina che va a rimbalzare proprio da Vasquez, che anche lui arriva alla conclusione non lontana dal palo destro della porta difesa da Veludo, e quindi ancora Michels che va a recuperare pallina, prova ad allargare verso Samuel Amato, rallenta evidentemente il gioco della squadra di Diego Mir al fine di far spezzare il ritmo a quella che è il Sandrigo, alle ripartenze del Sandrigo, che sappiamo con Cacau essere veramente pericoloso. Quindi Texido ancora al centro della pista per il Breganze, vede il spiraglio, tiro ancora di Texido e secondo palo a distanza di qualche secondo da quello di Michans, quindi vicinissima alla sesta conclusione proprio il Breganze. Intanto ritorna anche Andrea Dalla Valle in pista. È entrato anche Nicola Rettis, sostituisce Eloy Michans. Rettis poco fortunato in pochi secondi fa con un gioco di sponda che non l'ha aiutato. Adesso il Sandrigo dunque da questo gioco di sponda va a riconquistare pallina e butta lì in mezzo Campagnolo. C'è però la ripartenza del Breganze, sbaglia il passaggio Rettis nei confronti di Amato, ne approfitta Nicoletti per lanciare a tu per tu Cacau con Veludo, grande il portiere Veludo che dice al Sandrigo di qui non si passa. Risultato fermo ancora sul 5-2, mancano 16 minuti e 52 secondi al termine della partita. Grande intervento di Veludo
Partita più viva che mai, con un Sandrigo Maidomo che cerca, come ha fatto qualche istante fa con Cacao, le ripartenze in velocità dall'altra parte, pronti a sfruttare ogni minima disattenzione. Giocatori del Braganza, ben 2 pali, quelli di Eloy Michels e quelli di Gerard Texido. Quindi una partita che si prevede fino alla fine sicuramente entusiasmante. Samuel Amato intanto sul punto di battuta, è entrato anche Pozzato per quanto riguarda il Sandrigo. Pozzato con Cacao pronto a ricevere pallina da questa punizione. Si può ripartire, Cacao in possesso palla, in mezzo a 2, prova a entrare, riesce in qualche maniera, prova ad andare alla conclusione, ma una selva di gambe gli stoppano pallina in velocità dall'altra parte. Retis, il tiro respinto. Amato per un attimo ci pensa al tiro e poi va a infilare una rete pazzesca Samuel Amato per il 6-2. Cosa ha fatto Amato qui? È riuscito a recuperare la pallina e si è centrato lì a tu per tu con Mauro Dal Monte, gliela mette lì sulla destra anche per Samuel Amato. Giù le ragnatele dall'angolo, mette la pallina là dove non può arrivarci Mauro Dal Monte per il 6-2 del Braganza. 16 minuti e 15 secondi ancora da giocare, troppo presto anche per Braganza ancora per gestire e amministrare questa partita, però diciamo che al momento il coltello dalla parte del manico ce l'ha proprio la formazione di Diego Mir. Ma riparte subito con Poletto, la squadra di Marchesini. Pozzato adesso, lungo balaustra, marcato da Scuccato, va via per un attimo. Pozzato riesce però a mantenerlo fuori dalla luce della porta di Veludo. Attenzione perché c'è un aggancio, l'arbitro si dice che, anzi no, ferma il gioco e arriva anche il cartellino blu per Pozzato. L'aggancio era stato piuttosto netto, l'arbitro ha deciso che fosse anche volontario e quindi ha deciso per un cartellino blu, il secondo di questa partita dopo quella commissionato a Cacao nel primo tempo. Si porterà nuovamente come nel primo tempo sul punto di battuta Gerard Texido, il capitano del Lanaro Breganze. Vedremo se saprà replicare il tiro del primo tempo. Nel primo tempo, ricordiamo, è riuscito a mettere la pallina lì all'angolino alto di Mauro Dal Monte. Tutto è pronto, adesso va Parolin a sincerarsi della giusta posizione, la corretta posizione di Mauro Dal Monte. Dà il via per Texido che parte in questo momento, serie di ganci di Texido, l'alza e schiaccia e il gol del 7-2 a 15 minuti e 42 secondi che dà una boccata d'ossigeno alla formazione di Diego Mir. 7-2 il risultato. Possiamo dire, Ivo, che adesso il Braganza può cominciare a pensare anche di gestire questa partita. Assolutamente sì, soprattutto perché il Sandrigo, che stava producendo il massimo sforzo per tentare di accorciare il risultato, si è trovato con 2 pali e comunque poi con la rete al 6° minuto di Amato e con questa punizione di prima di Gerard Texido per il 7-2 che ha fatto sì che tutti gli sforzi per il momento della squadra di Francesco Marchesini fossero annullati, anche se sappiamo quanto siano 15 minuti nell'hockey in pista. Sicuramente dovrà trovare veramente, buttare il cuore oltre l'ostacolo Sandrigo per cercare di mettere qualche pensiero in più là davanti alla squadra di Diego Mir. Ci prova adesso con Diego Nicoletti, il taglio, la pallina che però viene recuperata da Texido. Quindi attenzione a Retis, prova ad allargare verso Scuccato. A 14 minuti e 40 secondi dal termine, in Braganza che deve stare attento soprattutto anche a non farsi prendere magari dal nervosismo. I falli di squadra sono ancora fermi sul 5-5, quindi è ancora lontano per il momento la soglia dei 10 falli di squadra per arrivare alla punizione di prima. Importanti, lo sappiamo quanto sono importanti gli episodi nell'hockey su pista, lo ha dimostrato nella prima giornata il
Breganze proprio a Scandiano, dove ha perso di misura, e forse sono state proprio le punizioni di prima e i rigori che hanno, tra virgolette, sottratto la gara al Breganze. Ma ricordiamo che però Breganze ha sbagliato un rigore e una punizione prima, proprio in gara, nella prima giornata contro Scandiano. Ci prova ancora in avanti il Sandrigo, pallina che però viene recuperata da Retis in velocità. In avanti ancora il Breganze, ci prova con Dalla Valle, pallina che viene respinta. Cacao ancora per Sandrigo, il taglio questa volta non arriva, però la deviazione di Poletto. E pallina che può essere recuperata da Breganze, centro della pista, ci prova ancora con Scuccato, quindi Texido, quindi Retis. Intanto iniziano i cambi con Gerard Texido che esce dal rettangolo di gioco per fare apposta a Eloy Michens. Michens prova a mettere lì una pallina di taglio, pallina che viene però recuperata proprio da Campagnolo, quindi Cacao, ancora Campagnolo per il Sandrigo. Sandrigo adesso in possesso con Poletto pericoloso lì in centro area. Ancora il numero 6 del Sandrigo a gestire palla, la passa indietro per Nicoletti che è pressato da Nicola Retis. Ancora Retis su Nicoletti, sempre il numero 2 del Sandrigo in possesso palla. Ancora Sandrigo a gestire, Poletto dal centrocampo in mezzo per Vasquez che si gira, la pallina però si impenna, finisce dietro la porta di Veludo. Adesso sono chiamati al tiro i giocatori del Sandrigo, tira in questo momento Stefano Campagnolo, la pallina però è ancora del Sandrigo, si azzera il contatore del cronometro per Sandrigo che riparte dai 45 secondi con la gestione palla. Adesso Poletto, il passaggio in mezzo fermato al volo da Retis, la pallina però ancora del Sandrigo. Vasquez per Poletto, sulla destra Nicoletti, avanza Nicoletti, il tiro dei Nicoletti, pallina però che finisce alta, ancora in possesso del Sandrigo. 17 secondi a disposizione per gestire palla e andare al tiro. Nicoletti va dietro la porta di Veludo, ancora Diego Nicoletti cerca un varco per i suoi, c'è Vasquez in centro area, adesso da dietro Poletto, il tiro però finisce fuori, può ripartire Eloy Michens. Eloy Michens per il Breganze. Intanto ricordiamo che abbiamo già un risultato finale che è quello di Follonica Montebello. Il Montebello va a prendersi un punto importantissimo in casa dei toscani, e 3-3 con la partita che oltretutto il Follonica dovrà ancora vedere se è convalidata o meno, che ricordiamo comunque aveva perso nella prima gara contro il Correggio, mentre per la squadra veneta primo punto in Serie 1 di questa stagione 2019-2020, importantissimo. Attenzione, intanto aveva tentato la ripartenza il Sandrigo. Poletto va a dire qualcosa all'arbitro e l'arbitro gli fa il primo ricambio ufficiale. Vediamo se ci sono altre novità dalle altre piste. Allora andiamo con Lodi Correggio in vantaggio, Lodi 3-0, Valdagno in vantaggio 4-1 su Scandiano, Sarzana Monza 2-1, Forte dei Marmi Bassano 2-0 e poi come avevamo detto prima, non avevamo accennato il Viareggio tra le possibili pretendenti al titolo del campionato italiano. È difficile, però al momento sta sul 3-3 contro il supervalutato Trissino, quindi attenzione anche a squadre come il Viareggio che possono magari non sono favorite alla vittoria finale, ma possono però fare il cosiddetto sgambetto a tante formazioni più blasonate. Viareggio può perdere i giocatori, può perdere gli allenatori, ma rimane sempre una squadra da temere in Serie 1, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, arrivata contro ogni pronostico fino alla fine e poi ha dovuto cedere di misura oltretutto al Forte dei Marmi il titolo di campione d'Italia, ma sicuramente una squadra che può sempre assolutamente dire le sue. Dall'altra parte c'è questo Trissino che deve comunque dimostrare di essere veramente la squadra di battere in questa stagione. Ma torniamo in cronaca diretta, 11 minuti e 6 secondi alla fine di questo secondo tempo, risultato qui al Pala Ferrarin
7-2 per il Braganza sul Sandrigo in questo derby vicentino della seconda giornata del massimo campionato di Serie 1 2019-2020. Attenzione perché Michans se n'era andato in velocità e invece poi è stato toccato proprio da Poletto, che qui forse ha rischiato anche qualcosa di più. L'arbitro però non se l'è sentita di estrarre un'altra volta il cartellino blu. Ha assegnato comunque il fallo di squadra, il settimo fallo di squadra per il Sandrigo. Aveva appena dato il warning a Poletto, adesso c'è stato il settimo fallo di squadra per Sandrigo, punizione dal limite per Breganze. Michans decide di ripartire con il giro palla a 3. Abbiamo Nicola Rettis in centro area marcato da Stefano Campagnolo, giro palla a 3 dunque con Michans, Scuccato e Costenaro che tocca palla in questo momento. Esce dall'area Rettis che va a toccare per Scuccato. Scuccato va dietro la porta di Dal Monte. Scuccato per Costenaro. Costenaro taglia al centrocampo, va sulla destra, marcato da Vasquez. Costenaro ancora in possesso. Rettis 5 secondi per andare al tiro. Michans mette la pallina lì in mezzo, però non c'entra lo specchio della porta e può ripartire il Sandrigo. Sandrigo che prova con Vasquez in avanti, cede le palline lungo Baleaustra, Poletto ancora dietro verso Campagnolo che scambia ancora una volta con Vasquez, si prova a cambiare il gioco dall'altra parte con Nicoletti, scendere sulla sinistra, lo prova a farlo in velocità Vasquez anche se disturbato da Costanaro per un attimo, ritorna dal suo capitano Nicoletti quindi ancora al centro della pista, va a chiamare lo schema per i suoi, ancora per Campagnolo. Campagnolo prova ad accentrarsi, pallina cerca di far raggiungere la pallina a Poletto che la perde, quindi dall'altra parte Rettis in velocità non ci arriva però Scuccato a deviare pallina. Adesso ancora Nicoletti supera la metà pista, Nicoletti prova ad andare via tutto da solo, forse una caratteristica che ha Diego Nicoletti, quella di quest'anno che ho visto nel Sandrigo, di tentare spesso e volentieri la manovra solitaria, la manovra tutta da solo in avanti. Diego Nicoletti che negli anni si è migliorato molto nelle azioni solitarie, lo ha dimostrato anche questa sera. Bravo Diego Nicoletti che poi oltretutto è anche io lo reputo un trainatore per i compagni di squadra. Diego Nicoletti che non molla fino all'ultimo secondo. Adesso la pallina è sulle stecche dei giocatori di Diego Mir con Eloy Michans a scambiare con Andrea Scuccato che va a dribblare Stefano Campagnolo. Scuccato ancora in gestione palla, scambia con Michans, tiro di Scuccato, Rettis a porta praticamente vuota, era a terra Mauro Dal Monte per la doppietta del giocatore numero 9 del Breganze. A 8 minuti e 43 secondi riesce a portare sull'8-2 l'Hockey Lanaro Breganze. Doppietta quindi anche per Rettis per questa rete dell'8-2 del Breganze. Secondo tempo che ha visto il Breganze andare in rete al 6° minuto con Samuel Amato, al 10° minuto con Gerard Teixido, 16° minuto con Rettis proprio qualche istante fa, che ha messo pallina praticamente a porta vuota alle spalle di un incolpevole questa volta, Mauro Dal Monte, e il risultato che bisogna dire inizia a avere le dimensioni pesanti per Sandrigo. Pesante, ma se devo essere sincero un risultato forse che non merita il Sandrigo, perché questa sera assolutamente non ha sfigurato, non sta sfigurando, nulla comunque è perduto. 8 minuti e 43 ancora da giocare, vedremo cosa saprà ancora fare la formazione di Francesco Marchesini. Chiaro però che adesso in questo momento Breganze si pone in una posizione veramente ottimale, adesso può soltanto che gestire la formazione di Diego Mir. 4 intanto però le doppiette segnate dal Breganze questa sera, in doppietta sia Teixido, Michans, Amato e Rettis. Fa bottino pieno quindi la squadra di Diego Mir, con adesso che torniamo in cronaca diretta con il Sandrigo a provare a insistere ancora con Vasquez, pallina dietro verso Campagnolo, sempre alta comunque la difesa da parte dei giocatori di Diego Mir, non mollano un secondo,
vanno comunque in pressione sul portatore di palla, come in questo caso poi ne hanno provocato appunto l'errore, quindi il recupero di pallina. Scuccato adesso in possesso palla, va lungo Balaustra, Micians dietro ancora per Amato. Amato va a chiamare uno schema, dice qualcosa ai suoi con Scuccato ancora dietro porta di Dal Monte, ancora con Amato, prova ad andare a centrarsi Costenaro, Micians, tiro di Micians, Costenaro riesce però ad andare a recuperare pallina, è stato Vasquez nell'interdizione per un secondo, quindi poi ancora il Braganza ci prova in avanti, ancora con Scuccato il tiro, attenzione però poi l'aggancio da parte di Costenaro, attenzione che credo l'arbitro vada a fare anche il primo richiamo ufficiale, anzi no, direttamente cartellino blu per Costenaro. Sarà dunque punizione di prima per Sandrigo a seguito del cartellino blu combinato a Silvio Costenaro per credo il gancio su Diego Nicoletti. Adesso sul dischetto della punizione di prima si porta Vasquez, altro nuovo acquisto e che va a rafforzare l'Hockey Sandrigo. Intanto attendiamo il posizionamento di Francisco Veludo, tutto è pronto per dare il via a questa punizione di prima. Attendiamo il via di Andresani, lo dà in questo momento, parte Vasquez, la serie di finte di Vasquez, il gancio sulla destra, la pallina che finisce fuori, forse deviata anche da Veludo, niente da fare per l'Hockey Sandrigo. Vasquez aveva tentato di mettere pallina bassa alla sinistra di Francisco Veludo, che però riesce ad allungare le gambe sinistra e a deviare quel tanto che basta per uscire dallo specchio della porta, quindi non cambia il risultato, anche se adesso Braganza dovrà giocare con un uomo in meno per i prossimi 2 minuti. Vedremo se Sandrigo riuscirà a sfruttare questa superiorità numerica. Prova adesso a partire il classico assedio del power play, quella squadra che difende lo fa con il classico triangolo. Nicoletti adesso va a gestire la manovra di gioco per il Sandrigo, ancora Diego Nicoletti per Campagnolo, ancora Vasquez. Tanto cambio al volo per il Sandrigo che prova a mettere dentro anche Cacau in velocità, 4 secondi per arrivare alla conclusione, tiro che va proprio a colpire Vasquez, finiscono quindi 45 secondi di gioco. La pallina dunque tornerà in possesso del Braganza per il termine dei 45 secondi di gioco. Braganza è ancora in inferiorità numerica, ma ricordiamo che sabato scorso contro Scandiano Braganza è riuscito con un Eurogol di Scuccato ad andare proprio a segno in inferiorità numerica. Vedremo se anche questa sera ci proverà la squadra del mister Diego Mir. Adesso sulla palla Samuel Amato che giocherà all'indietro per Micians, lo fa in questo momento, parte Micians sulla destra pressato dagli giocatori del Sandrigo che ovviamente devono andare a rubare palla, cercare di giocare questi ultimi secondi di superiorità per cercare quantomeno di accorciare le distanze, ed ecco qua il Braganza con Eloy Micians che va a segnare in inferiorità numerica. Lo avevamo appena detto, è successo anche sabato scorso a Scandiano. Braganza che in inferiorità numerica, Ivo, forse ha una marcia in più. Ovviamente la squadra che deve attaccare in superiorità numerica tende ad andare a prendersi la pallina, dall'altra parte con un po' di rischio e con tanta fiducia nel proprio portiere si può tentare un contropiede come in questo caso, ma anche tanta bravura da parte di Eloy Micians per un alza e schiaccia incredibile per la tripletta questa sera del catalano. Attenzione, ancora Scuccato in velocità, preferisce però tornare sui suoi passi. Micians adesso in possesso di pallina per Amato, ancora Scuccato, pallina che gli viene tolta. Attenzione adesso al contropiede in velocità, niente da fare per Campagnolo, quindi ancora Cacau, quindi Nicoletti, finta il tiro Nicoletti
preferisce tornare in possesso palla, la rete che sfiora il palo alla destra ancora di Veludo. In velocità ancora Michans, si porta dietro due giocatori del Sandrigo, Fabio Cacao e Nicoletti, poi va a commettere anche fallo. Si riparte con Sandrigo, Nicoletti pressato da Texido, tenta di mandare una pallina aerea lì all'indirizzo di Cacao, che però viene disturbato da Samuel Amato. La pallina però è ancora del Sandrigo con Vasquez a servire. Cacao, che in un primo tempo sembrava tirare al volo, poi ha deciso di posizionarsi bene la pallina comunque insidiosa per il Breganze, che va al recupero e si riparte dalle retrovie con Samuel Amato a giocare per Michans, che fa una serie di finte verso Vasquez. Ancora Breganze, Texido dalla propria metacampo la passa a Michans, poi verso il neoentrato Pietro Battaglin. Scadono però i 45 secondi, dunque il possesso torna alle stecche del Sandrigo. Era stato chiamato il time out, mi pareva, non è stato ignorato dall'arbitro, infatti adesso viene dato il time out al Breganze. Riassumiamo la situazione qui intanto alla Pala Ferrarin, quando mancano 4 minuti e 41 secondi alla fine di questo secondo tempo, di questo derby tra Breganze e Sandrigo, con il risultato di 9-2 per il Breganze, risultato veramente pesante per Sandrigo. Le reti nel secondo tempo di Amato, Texido, Retis e Michans. Situazione intanto dagli altri campi, che vede il risultato finale di Follonica Montebello 3-3, poi Lodi Correggio 4-0, Valdagno Scandiano 4-2, Sarzana Monza 2-2, Forte di Marmi Bassano 3-0 e attenzione perché Viareggio conduce 4-3 sul Trissino. Dunque a tutti gli utenti che stanno seguendo questa partita, ricordiamo che al termine di questa partita, avendo cominciato un quarto d'ora dopo la sfida tra Viareggio e Trissino, ci sarà la possibilità anche di seguire gli ultimi minuti in diretta FISR TV tra Viareggio e Trissino. Al momento conduce Viareggio 4-3. Amato intanto ancora per il Breganze, che nel frattempo è tornato in parità numerica con Texido. Già Texido rientrato in pista per questi ultimi 4 minuti di gioco. Amato insiste ancora il Breganze, non arriva però l'aggancio da parte di Costenaro. Attenzione perché ci ha provato là davanti proprio Pozzato, quindi in avanti ancora con questo taglio il Breganze. Amato, pallina che viene intercettata proprio da Vasquez, ancora per Pozzato prova ad andare in avanti. Diego Nicoletti centrale, niente da fare, Pozzato non riesce a buttare per il tap-in vincente. Ci prova ancora Cacao, uno degli ultimi ad arrendersi per il Sandrigo, prova ad andare nell'angolo proprio Costanaro, sì, pallina che viene presa ancora in avanti, il solito instancabile Cacao per il Sandrigo con Texido. Amato, ancora Texido. Ovviamente adesso cercheranno di gestire questi ultimi minuti della squadra di Diego Mir, che bisogna dire sicuramente dopo quei faticosi primi 20 minuti del primo tempo, poi ha gestito un secondo tempo praticamente perfetto. La Breganze, come avevamo detto, primo tempo ci sono state parecchie sbavature. Nel secondo tempo invece mi sento veramente di dire che non ha sbagliato praticamente nulla, sta giocando alla grande. È chiaro che comunque il risultato mi sento oltremodo di dire che, attenzione, intanto il gol di Cacao che accorcia le distanze, 9-3 a 2 minuti e 42 secondi dal termine della partita. Cacao accorcia con questo gol davanti alla porta di Francesco Veludo. Stavamo dicendo un risultato che a mio avviso non descrive effettivamente quello che abbiamo visto in campo, perché
tante sono state le occasioni per Breganze e tante sono state quelle del Sandrigo. Forse un Veludo perfetto, ma soprattutto un Breganze che in questo secondo tempo non ha sbagliato praticamente nulla. In pista anche in questi ultimi 2 minuti e 25 secondi anche Pietro Battaglin per il Breganze, entra in pista per la prima volta. Minutaggio anche per i giovani del Breganze. Sappiamo che Diego Mir è sempre stato maestro in questo, a far giocare i giovani, a credere ai giocatori quali, ad esempio, come si diceva anche all'inizio, proprio Dalla Valle. Attenzione, intanto prova ancora in avanti un taglio di Vasquez, prova il Breganze in velocità proprio con Costenaro. Battaglina adesso andare a prendersi pallina nell'angolo, supera Vasquez, dietro porta Battaglina ancora di Del Monte. Nell'angolo il raddoppio di marcatura sul giovane breganzese che perde poi pallina, viene recuperata da Samuel Amato. Battaglin non era troppo in avanti per ricevere il passaggio proprio di Amato. Ancora Vasquez ci prova per Pozzato, e che parata, miracolo. Che parata pazzesca di Veludo, incredibile, una parata che vale una rete questa. Miracolo di Veludo, è riuscito veramente ad annullare un gol fatto. Adesso il Sandrigo con Cacau, pallina ancora per il Sandrigo con Pozzato che io lo chiamo sempre l'uomo degli ultimi minuti, perché pedina fondamentale del Sandrigo, soprattutto nelle partite da recuperare negli ultimi secondi. È un uomo che di solito non fallisce mai a tu per tu col portiere, lo ha dimostrato anche in questa partita, però ha trovato davanti a lui un Veludo insuperabile. E intanto il gol del Breganze con Texido che va a servire Costenaro, quindi anche Costenaro va ad aggiungersi al tabellino dei marcatori. Manca 1 minuto e 7 secondi, Costenaro segna il 10-3. Si va quindi in doppia cifra per Breganze in questa partita, 10-3 il risultato qui al Palaferrarina, seconda giornata del massimo campionato di Serie A1 tra Breganze e Sandrigo. Siamo ormai entrati nell'ultimo minuto di gioco con Sandrigo che in avanti adesso va a procurarsi anche un rigore con Diego Nicoletti. C'è stato un tocco di pattino da parte di un giocatore del Breganze, dunque tocco di pattino in area, rigore sul dischetto Diego Nicoletti. Diego Nicoletti quindi contro Francisco Veludo per questo rigore, esattamente a 61 secondi alla fine del secondo tempo. L'arbitro controlla che sia tutto a posto, la posizione di Veludo all'interno della gabbia. Nicoletti può partire, tiro di Nicoletti, respinta di Veludo, tirato abbastanza centrale il rigore, quindi tutto facile per Veludo, che invece veramente 60 secondi fa aveva fatto una cosa pazzesca, incredibile da rivedere. Comunque andiamo in cronaca diretta con ancora il Breganze in possesso di pallina. Battaglina adesso, Vasquez va a prendergli palla ma poi trova Costenaro sulla sua strada, quindi Pozzato prova ad andare avanti ancora, prova a alzarsi pallina. Attenzione, riparte in velocità Samuel Amato, ultimi 25 secondi, può partire Costenaro, prova ad andare a passare pallina verso Battaglin in 2 su di lui, riesce in qualche maniera a passare palla a Costenaro che poi va per gli ultimi 10 secondi di gioco. In avanti ancora il Sandrigo, Pozzato e ancora alza la spalla Veludo a dire di no a questa ultima azione, e finisce quindi qui il primo derby vicentino giocato qui al Palaferrarina. Andiamo a fare un riassunto di tutte le reti nel primo tempo. Al terzo minuto Michels, pareggio di Vasquez, al sesto Texido, al 10° per il 2-1, quindi
pareggio di Pozzato al 12esimo per il 2-2. Retis, Michans e Amato al 13esimo, 20esimo e 22esimo fanno finire il primo tempo sul 5-2. Secondo tempo si apre subito con la rete di Amato al sesto, Teixido al decimo, il 16esimo Retis, quindi Michans per il 9-2, Cacao trova la rete del 9-3, ma poi Costanaro va in doppia cifra per la rete del 10-3. Come si diceva Stefano, un Sandrigo sicuramente che non ha meritato questa sconfitta così pesante, però dall'altra parte veramente un Breganze che non ha sbagliato nulla. Sandrigo questa sera ha veramente giocato un ottimo hockey, l'ha dimostrato con le azioni che sicuramente non sono state meno delle Breganze, anzi oserei dire che magari hanno avuto qualche occasione in più. Purtroppo però per la formazione di Francesco Marchesini questa sera ha trovato veramente un muro davanti a loro. Prossimi appuntamenti, adesso prima di ripassare la parola a te vogliamo ricordare settimana prossima, sabato prossimo Sandrigo ospiterà l'Ubroker Scandiano, mentre il Breganze giocherà di domenica alle ore 18 contro il Correggio in casa appunto degli emiliani. E quindi con le telecamere di Studio 7 HD in regia Marco Silvestri da parte di Ivo Peretto e Stefano Rettis. Buona domenica e ci vediamo alla prossima occasione.